Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. L'esplosione di violenza in Medio Oriente, la guerra tra Hamas e Israele, a parte le dovute preoccupazioni per la tensione sempre crescente, il costo in vite umane, ripropone il rischio di una nuova crisi energetica e dell'impatto ovviamente sui costi di gas e benzina. Di questo parleremo con Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, benvenuto. Buongiorno. Con Ivan Calabrese, rappresentante della categoria dei distributori di carburante con la Figish, benvenuto anche a lei. Buongiorno. E sentiremo poi il punto di vista dei consumatori con Alfio La Rosa dell'associazione appunto Federconsumatori. Intanto voglio partire con Michele Marsiglia. Negli ultimi tempi il prezzo anzi era in calo, probabilmente come risultato di andamenti dei giorni scorsi. Che cosa ci dobbiamo aspettare in un immediato futuro? Dobbiamo per prima cosa dire che i prezzi erano già in evoluzione da qualche mese, da quando l'OPEC, che è il paese, l'organizzazione dei paesi esportatori e produttori di greggio, aveva già inizializzato questa nuova fase di taglio alla produzione che si porrà per tutto il 2024. Quindi i prezzi del greggio, sia per quanto riguarda quello di riferimento europeo e quello americano, erano già risaliti. Oggi stanno risalendo un po' di più, anche se hanno avuto una flessione. Certamente con un conflitto come quello israelo-palestinese, diversamente da quello che c'è stato tra Russia e Ucraina, questo coinvolge particolarmente le zone del Medio Oriente e quindi i paesi produttori di greggio. Quindi la situazione è un po' più pericolosa e più volatile. Comunque stiamo osservando minuto per minuto quello che succede, sperando che comunque finisca tutto quanto prima, non tanto per il business ma per un fattore umano. Quindi dopo la guerra, a causa della guerra in Ucraina, si era posto il problema dell'autosufficienza energetica, rivolgendosi appunto ai paesi a cui faceva riferimento lei, tra cui tra l'altro il Qatar, che è considerato uno dei finanziatori di Hamas, e adesso il problema sorge anche da quella parte. Ma lei consideri che per quanto riguarda il Qatar è il nostro secondo fornitore dopo il conflitto russo-ucraino per quanto riguarda il gas, ma il primo fornitore è diventata l'Algeria, quindi con gli accordi che abbiamo fatto. L'Algeria ieri ha dichiarato un supporto ad Hamas, quindi anche la diplomazia europea e principalmente quella italiana deve fare molta attenzione e camminare su un equilibrio piuttosto forte su quello che è il criminalizzare o attaccare paesi come il Qatar o come l'Algeria o come i terzi che in questo momento stanno sponsorizzando o Israele o ovviamente la parte palestinese. È un po' quello che è successo qualche mese fa a Bruxelles, quando ci fu quello scandalo, un modello Tangentopoli, dove comunque l'Italia aveva subito accusato anche lì il Qatar e il Marocco. Poi ovviamente queste sono cose che deve fare la magistratura, non è nostro compito. In questo momento c'è molta attenzione anche alle parole che si dicono, quindi analizziamo bene tutto, vediamo bene i fatti e pensiamo a quello che principalmente è quello che ci manca, è la risorsa mineraria, la risorsa dell'idrocarburo e del gas. Lei consideri che noi acquistiamo quasi l'80% della nostra risorsa energetica dall'estero, quindi non possiamo neanche permetterci di dare delle indicazioni o di fare delle affermazioni, perché siamo totalmente dipendenti da stati esteri. I mercati internazionali, naturalmente i produttori, stabiliscono il prezzo del greggio che, come ci spiegava appunto Marsiglia, è in aumento e lo sarà ancora per il 2024, ma sappiamo bene che poi il prezzo della benzina alla pompa non è determinato solo da quello e che il prezzo di un pieno in Italia è il più costoso, non tra i più ma il più costoso in Europa a causa delle accise. Voglio adesso andare da Ivan Calabrese, che appunto rappresenta questa categoria su cui spesso si riversano l'ira e le invettive degli automobilisti e che tra l'altro sono stati tra virgolette penalizzati dall'ultima iniziativa del governo, quella del prezzo medio, che a detta di tanti non ha portato grandi risultati, anzi forse ha portato un rialzo, un ritocco all'insù del prezzo. Sì, quello che ci preoccupa è che possa succedere quello che è avvenuto proprio con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina,
che ricordiamo che il prezzo subito nelle settimane successive è arrivato a 2,50 euro al litro, il prezzo del carburante. Questo siamo preoccupati perché negli ultimi tempi nell'ultima settimana soprattutto il prezzo si stava calmierando, il prezzo del gasolio e della benzina erano scesi anche di più o meno 10 centesimi al litro. Però questo qui la situazione si potrebbe ribaltare perché il governo degli Stati Uniti aveva, proprio per agevolare questa flessione, aveva frenato, aveva bloccato le sanzioni che aveva fatto all'Iran. Sappiamo purtroppo che l'Iran invece ha agevolato questo scontro con Israele, quindi potrebbero riattivare le sanzioni che avevano bloccato. Ecco, Calabrese, per ora ho dato un'occhiata ai prezzi medi, ovviamente anche io faccio benzina una volta a settimana più o meno, il prezzo medio sfora i 2 euro nel servito, poco sotto diciamo nel self service. Di questa quindi 1940, insomma dipende poi se ci si trova in autostrada oppure in città. Voi siete un po' il capro espiatorio, no? di questo meccanismo del prezzo, perché voi, mi ricordava prima quando ci siamo sentiti, voi avete una quota fissa. Noi purtroppo sul prezzo finale alla pompa non decidiamo nulla. Siamo purtroppo il capro espiatorio, perché chi viene a fare rifornimento dei distributori vede noi come ultima stazione. Però noi sul prezzo voglio ricordare che non decidiamo nulla. Noi abbiamo un margine fisso che addirittura in caso di aumento dei prezzi o diminuzione vengono fatte delle compensazioni da parte delle compagnie petrolifere che poi ci riportano il margine sempre allo stesso livello. Quindi praticamente noi sul prezzo del carburante abbiamo sempre quei famosi 3 centesimi al litro, che in percentuale siamo più o meno intorno all'1,50% sul prezzo che gli automobilisti vedono alla pompa. Questo significa che nel caso in cui, come purtroppo potrebbe accadere, che i prezzi saliranno in maniera esponenziale, noi siamo esposti a una maggiore esborso di capitali per acquistare il prodotto petrolifero. Lei pensi che le banche oggi prestano il denaro, ora non sono aggiornato agli ultimi valori, ma siamo intorno al 7-8%, noi guadagniamo l'1,5%, fate un po' voi i conti. Anche voi i disagi, ma i disagi più grossi saranno quelli che dovranno affrontare invece i consumatori, no Alfio La Rosa? Sì, certamente, su questo non ci sono dubbi. Certo, la nuova guerra israelo-palestinese, che naturalmente ci auguriamo che finisca prima possibile, perché sta già causando moltissime vittime innocenti, è solo l'ultimo tassello di un quadro che è complesso già da almeno 3 anni. Ecco, ma i provvedimenti del governo, abbiamo visto, non hanno risolto granché. Che cosa si potrebbe chiedere? Che cosa chiedete voi come rappresentanti dei consumatori? Noi lo diciamo già da tempo, l'abbiamo ribadito al governo nazionale, al ministro il 4 ottobre scorso in una riunione con le associazioni dei consumatori. Noi riteniamo che le misure adottate dal governo ad oggi siano insufficienti e a volte persino inutili, come per esempio il cartello del prezzo medio. Noi crediamo che l'unica cosa efficace subito è tagliare le accise e anche scorporare l'applicazione dell'IVA dall'accise stessa. Questo sarebbe una misura che avrebbe un effetto controinflattivo immediato, in grado di abbassare in un giorno il prezzo di benzina e gasolio alla pompa.
Lo so, ma poi le Poi accise, poi tutti i governi quando arrivano al governo poi non vogliono, nessuno vuole toccare le accise, ma ci torneremo su questo. No, ci torniamo. Intanto voglio tornare da Michele Marsiglia per capire se secondo lei è un rischio concreto, come paventavano alcuni oggi, di vedere arrivare la benzina fino a 3 euro al litro nel corso del 2024. Io le posso dire sicuramente che se continua questo conflitto, se ci sta la variabile Iran che è molto forte, perché noi ritiriamo tanto prodotto anche in Italia dall'Iran, per farle capire l'Iran è uno di quei paesi che ha un greggio ottimo per produrre poi nelle raffinerie l'asfalto drenante, cioè quindi quell'asfalto che riesce a far guidare con più sicurezza, quindi col fattore Iran potrebbe in poco tempo anche il greggio arrivare a $150 al barile, quanto oggi siamo a 89, quindi di conseguenza l'acquisto, la raffinazione e poi l'immissione sulla rete carburanti potrebbe subire un prezzo molto alto. Quindi sicuramente le variabili oggi sono molto forti e bisogna vedere cosa succede. Poi sa, in questo conflitto c'è comunque Arabia Saudita, c'è comunque, come abbiamo detto, Qatar, ci sono dei paesi anche dell'Africa, non solo del Medio Oriente coinvolti, c'è l'Egitto che sta comunque provvedendo a un corridoio umanitario, quindi sono coinvolti i maggior paesi produttori di idrocarburo. Questo fa sì che se ne arriva meno, ovviamente, o se ce n'è carenza, porta comunque i prezzi e la speculazione a fare da padrona. Lei consideri che noi in un comunicato di qualche giorno fa abbiamo proprio detto di stare attenti anche allo stretto di Hormuz. Se a noi attraverso lo stretto, dove comunque passano centinaia di petroliere e di altre navi cargo merci ogni giorno, viene chiuso per una questione bellica, automaticamente i noli per l'assicurazione e peraltro vanno su. Questo ed altre variabili si ripercuotono sul prezzo del greggio in arrivo in Italia o in Europa e di conseguenza sul prezzo della benzina. Finora noi stiamo parlando infatti di greggio e quindi di benzina, ma c'è anche il gas tra le fonti di approvvigionamento e le quotazioni internazionali del gas stanno salendo vertiginosamente. Assolutamente, guardi che ieri erano a 49, oggi proprio prima di fare il collegamento con voi siamo arrivati a 52,50, quindi abbiamo già da ieri un 12%, da 3 giorni un 25%, 25 punti percentuali di quello che quindi una grossa risalita, ancora è basso ai livelli dell'agosto degli scorsi anni a 383, però comunque è più alto di 30, quindi il gas sta risalendo sempre perché quei paesi produttori sono anche produttori di gas e quindi il mercato specula. Poi ovviamente ricordiamoci che c'è una forte offerta, in questo momento la domanda è un po' più bassa perché gli stoccaggi sono ben riempiti, specialmente quelli italiani, ma non dimentichiamoci che tra pochi giorni, se il clima non ci dà più questo aiuto ancora estivo, bisognerà accendere i riscaldamenti e anche l'ARERA ha annunciato qualche giorno fa che ci saranno degli aumenti sulle bollette energetiche delle famiglie italiane, quindi tutto questo sommato porterà sicuramente dei rialzi in tutte le famiglie in Italia. Sembra un copione già visto e mi sembra anche troppo chiedere e auspicare un nuovo inverno mite come quello che c'è stato e che abbiamo trascorso l'anno scorso. Ivan Calabrese, dottore Marsiglia, faceva riferimento a delle indubbie speculazioni nella filiera, chiamiamola così. Chi specula? Quindi se voi avete un fisso, i produttori aumentano il prezzo, nel mezzo chi ci sta? Sono d'accordissimo col vostro ospite che ha detto poco fa che il prezzo del gas aumenterà perché oltretutto Israele ha bloccato il gasdotto, il secondo gasdotto più importante che hanno, proprio perché è vicino alla striscia di Gaza e quindi hanno paura che i missili possano bombardare quel gasdotto. Questo ovviamente avrà ripercussioni su tutto il campo energetico perché dal gas a caduta poi andranno ad aumentare i prodotti petroliferi eccetera, perché ricordiamo che il prezzo del carburante alla pompa poi è composto da centinaia di fattori, quali il gas, giusto per confondere petrolio, un po' gli automobilisti, diciamo, no? In modo che non sanno bene con chi se la devono prendere. No, ma ovviamente anche questo qui i paesi medio orientali potranno speculare ovviamente su questo conflitto attuale per aumentare proprio il prezzo del greggio. Pensiamo che l'OPEC qualche mese fa aveva ridotto le quote di estrazione del petrolio proprio per aumentare il prezzo del greggio.
quindi stiamo navigando sulla loro onda, sull'obiettivo che praticamente intendevano ottenere loro. Allora, voglio tornare da Alfio La Rosa, ma prima ci fermiamo per una pausa di pubblicità e poi sentiremo invece i consumatori. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio con i nostri ospiti per parlare del timore di ricadute sui mercati energetici della guerra in Medio Oriente. Abbiamo visto un po' la situazione geopolitica internazionale, ma poi a pagarne il prezzo sono i cittadini. Quindi Alfio La Rosa, dicevamo che il governo aveva annunciato di voler intervenire non appena superava la soglia dei 2 euro, ma di fatto poi questo intervento non c'è stato. Sì, purtroppo non c'è stato ed è l'unica cosa nell'immediato che può ottenere un risultato importante, lo dicevo poc'anzi, tagliare le accise. Probabilmente saremo costretti a farlo se l'andamento salirà ancora. Tra l'altro bisogna eliminare quella tassa sulla tassa, cioè il fatto che si applica l'IVA anche sulle accise che sono delle tasse. Ma l'altro tassello e quindi il governo più aumenta il prezzo della benzina, più guadagna di fatto. Più guadagna. Si potrebbero utilizzare questi soldi invece per fare una riforma delle accise e di tutto il sistema, diciamo, di tassazione nel paese. Ma l'altro aspetto fondamentale che qui non abbiamo analizzato è, diciamo, la soluzione a medio termine. La soluzione a medio termine viene dall'accelerazione di quella che è la transizione energetica. Se non acceleriamo su questo aspetto della trasformazione nell'elettrico, per esempio sulle macchine, che in questo momento, sulle auto, che in questo momento l'Europa sta un po' abbandonando e il governo nazionale non ha nessuna intenzione, perché l'altro aspetto fondamentale è che non si fanno investimenti sui trasporti pubblici da tempo. E oggi in città grandi come Palermo, Catania e Messina centinaia di migliaia di siciliani ne pagano le conseguenze. Uno, perché hanno fanno il pieno con prezzi alle stelle e inoltre non hanno nessuna alternativa valida, credibile per spostarsi. Questo è un meccanismo perverso che non ci porterà a nessun'altra soluzione, ma saremo qui fra 10 anni a parlare della stessa tematica, seduti qui tutti insieme, ma per dire le stesse cose, perché nulla sarà cambiato. Allora, purtroppo siamo in chiusura, quindi volevo fare un breve giro finale con gli ospiti. Michele Marsiglia, leggevo oggi una denuncia che veniva fuori da un convegno degli agenti marittimi che dicono un dato shock per molti versi, cioè che il 30% di quanto viene trasportato ancora oggi via mare è petrolio, e proprio questo in barba alla transizione ecologica di cui si parla, che insomma che sembra più un bluff. Lei parla con una persona che vive di petrolio e che è nato dal petrolio, quindi un 30% pure qualcosa in più, quindi per noi e per me non è certo un dato scioccante. Questo volevo dire non solo al suo ospite, che ben vengano le energie alternative, perché anche noi con Federpetrolio Italia le utilizziamo, ma la cosa importante da sapere è che comunque ancora l'idrocarburo è il prodotto che ricopre, quindi olio e gas, la maggior parte dei nostri fabbisogni, dai colori, da quello che abbiamo addosso ai consumi generali. Quindi sì, riuscire a mettere energie alternative, che sia un eolico, che sia fotovoltaico, che sia elettrico, però comunque devono essere investimenti sicuri per le aziende e anche ovviamente per i privati cittadini su questo, però se no si finisce soltanto per fare deficit e per arrivare a un default. Quindi la cosa migliore in questo momento è quella che lo Stato italiano deve utilizzare i propri idrocarburi. Noi siamo ricchi di gas, siamo non tantissimo ricchi di olio, ma comunque ce n'è. La vostra emittente è in Sicilia, quindi un luogo che anche nel mare, quindi offshore, ha delle potenze sia di gas che di petrolio, ma questo però non viene sfruttato. Sfruttando i nostri idrocarburi potremmo sì portare più soldi nelle tasche dello Stato e anche dei cittadini e pagare anche quelle accise e quell'IVA, anche se devono essere comunque rimodellate, senza comunque strutturare o destrutturare meglio l'economia politica di uno Stato, questo sicuramente. Ivan Calabrese, un'ultima considerazione. Sì, io mi permetto di dissentire dall'intervento del nostro ospite di poco fa, perché sicuramente l'elettrico non è il futuro dei trasporti. Perché voi siete tutti parti interessate, diciamo.
No, io vi dico che provate a fare volare un aereo da Parigi a New York con le batterie, o trasporta le batterie o trasporta i passeggeri. Noi già sappiamo che il futuro sicuramente sarà l'idrogeno, basterà solo capire come rendere più ecologica la trasformazione da acqua a idrogeno, perché in questo momento è parecchio inquinante. Comunque si sta lavorando verso questa direzione. Quindi gli idrocarburi sicuramente sono inquinanti, ma già ci sono delle direttive europee che stanno mirando ad abbattere i consumi. Sicuramente il futuro non è l'elettrico, già abbiamo dimostrazione che questo tipo di alimentazione non potrà essere assolutamente il futuro dei trasporti. Alfio La Rosa, nel frattempo che il futuro si delinea tra idrogeno oppure elettrico, fatto sta che oggi avere una macchina è diventato un lusso, insomma. Sì, è diventato un lusso, però diciamo il percorso è obbligato. In ogni caso l'Europa ha deciso di passare all'elettrico delle auto al 2035 e questo è un effetto. Poi naturalmente c'è chi rema contro, però io credo che questo sia un passaggio che sia diciamo inevitabile, che ha i suoi tempi naturalmente. Noi chiediamo di accelerarle, perché il rischio di default è anche quello di essere prigionieri diciamo di alcune materie prime che in questo momento costano altissimo. Chi mi ha preceduto nell'intervento parlava dell'idrogeno, ecco per esempio quella è un'altra soluzione che è al di là dell'energia, e l'idrogeno si può ottenere in questo momento anche facilmente attraverso le energie rinnovabili, attraverso per esempio il solare si può scorporare l'acqua dall'idrogeno. Sì, in breve tornando ai consumatori, una battuta proprio veloce. Il governo sta pensando a un contributo, l'ennesimo contributo di 80 euro per le fasce più deboli, questo può aiutare? Questo naturalmente aiuta, perché qualunque contributo, soprattutto per le fasce più deboli, è sempre un aiuto, però ripeto, qui la situazione è molto più complessa. Ricordiamoci che l'aumento dei trasporti influisce pesantemente anche sugli aumenti per esempio dei prodotti alimentari, dei prodotti che consumiamo, ancora altissima è l'inflazione, e questo produrrà ulteriori danni alle famiglie siciliane. E non solo, ovviamente. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finita, quindi io devo ringraziare i nostri ospiti: Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, Ivan Calabrese della Figis, distributore di carburante, e Alfio La Rosa di Federconsumatori. Naturalmente grazie anche a voi che ci seguite da casa. A tutti un buon pomeriggio.